Cambia il volto politico del Veneto con un partito democratico targato Matteo Renzi che alle europee conquista un 37,5% con punte assolute di 46% e oltre in roccaforti storiche come Venezia, ma anche nell'ex roccaforte leghista, la città di Treviso. Passata l'euforia, a bocce quasi ferme, il centro-sinistra guarda avanti e sente più raggiungibile di solo pochi giorni fa un traguardo sognato come la conquista della regione, fortino per 3 lustri del forzista Giancarlo Galan e da 4 anni e mezzo del governatore della Lega Nord, Luca Zaia. Forte del successo del suo partito, il governatore ammette il successo del PD, ma non se ne preoccupa più di tanto. Tra 10 mesi sarà tutta un'altra storia. Questo voto si dimostra per quello che è. Abbiamo sempre detto che il voto europeo non dà nessuna indicazione di un trend. Prova ne sia che in molti comuni questo voto che premiava la sinistra, poi quando si va a vedere lo spoglio elettorale si vede che il cittadino passa da una scheda dove vota magari il PD e passa nell'altra dove sceglie il candidato che so della Lega. Non serve guardare lontano, aggiunge, basti come esempio quello che è accaduto 24 ore fa a Padova. Nello stesso giorno i padovani hanno dato un'espressione positiva alla sinistra alle europee, poi aprendo la scheda del comunale hanno scelto un candidato della Lega, un candidato del centrodestra, quale Bitonci. Che il Veneto e soprattutto i veneti non siano di centrosinistra lo aggiungono anche gli artigiani, gli stessi che poche settimane fa, prima del voto, avevano previsto il successo di Matteo Renzi e quindi del Partito Democratico. I nostri si ritrovano ancora nel centrodestra, il problema è un altro. Le bandiere sono finite e oggi si punta molto di più alle persone e a quanto le persone sanno dire. Non solo, Zaia, il centrosinistra, è avvertito, piace il mondo produttivo e non ha perso neppure in questi mesi il suo appeal. Ad una delle domande chi ha maggior fiducia, il presidente Zaia raccoglieva oltre il 76%, quindi c'è molta stima nei suoi confronti. Adesso si tratta di capire cosa farà. Che Zaia sia intenzionato a tentare il bis non è un mistero. Che la sua coalizione, fatto salvo il 15% della Lega, esca dalle europee con le ossa rotte è altrettanto vero. Sconfitta Forza Italia, che pur pretenderà ad imporre la sua linea nella scelta del candidato presidente, ferma un deludente 3,5% il nuovo centrodestra. Di potenziali candidati avversari, in primis Alessandra Moretti con le sue 220.000 preferenze, il governatore non parla, ma un messaggio a tutti, in particolare agli alleati, lo lancia. In tutta sincerità io non ho nessuna intenzione, l'ho dimostrato con i fatti in questi 4 anni, di passare le mie giornate con beghe politiche, riunioni di segreterie, perché io non perdo tempo per queste robe. Io vado alla fine del mio mandato, punto e basta.